Ciao Gumba, è stato figo, alla prossima. Piani dei Nivolei e là in fondo c'è un rifugi là dietro e poi si inizia a scendere. La cima che ho fatto come acclimatamento, cima di Ruia, Royal, ricordo, e queste sono le bombe. E lui il boss, Gran Paradiso. E qua tutta la strada che abbiamo fatto, il ghiacciaio, tac, fino in cima, tutto il giro, tic, di qua, poi sotto, se che torno un po' indietro, che forse è meglio, il rifugio è più o meno qui, nascosto, ta 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 ta, morene, ta ta ta, acqua nera, ta 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 ta, ne vai, zac, il ghiacciaio, attraversi, ta 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 ta, cima, spettacolo, boom. Eccoci qua, buongiorno, mezzogiorno e un quarto. Oggi me la sono presa con calma ed è il giorno 76. 15 agosto oggi, Ferragosto. Infatti c'era la valle invasa dalla gente ovunque, gente che montava la tenda alle 9. Un disastro, c'è un sacco di gente. Ah, qua c'è i piani dei Nivolette, molto belli. E lì c'è tutta la salita che ho fatto. Tac. Tutto il sentiero questo. Qua c'è la croce, sì. E giù di là, ripido. E sotto qui c'è il campeggio. E qui le ponte. E lì dietro il Gran Paradiso. Mamma mia. Non riesco a smettere di essere contento. Sono proprio super sorridente. Eccoci qua, quasi oggi non voglio quasi andarmene. Sono in Valle d'Aosta da quasi 10 giorni. Ed è piccolina, non è che è tanto grande. Ho fatto le ferie, ho fatto tutto, acclimatamento, la spedizione. Una bomba. Uno spettacolo. Infatti è stata una bomba con Gianni. 2 notti in rifugio, fighissimo. Veramente una bomba. E poi ieri siamo andati all'altro rifugio. Forse si vede, forse no. Sì, là sopra. L'altro rifugio. E questa zona qua che non si vede bene, che è coperto anche lui. No, quello là sopra, tac, lì. Perfetto, mamma mia. E ieri abbiamo fatto tutto il traverso, giù, e poi tornati al campeggio. Bella, mamma mia. Questa notte credo di aver fatto sogni, ghiacciai, robe. È così, oggi 15 agosto, Ferragosto. Si riparte per il mio viaggio, per l'ultima parte del viaggio, speriamo di non avere altri viaggi nei viaggi. E andiamo a Ventimiglia, spero 3 settimane. Stasera pomeriggio dovrei ricollegarmi alla GTA, perché scendo giù di là, dovrei andare a Valle dell'Orco, mi pare si chiami, e c'è il lago. Poi da lì finisce anche il parco, quindi posso anche campeggiare libero. Una bomba. È così, salutiamo la Valle d'Aosta, il Gran Paradiso, perché poco più in là mi sa che finisce. Finisce la Valle d'Aosta e ritorno in Piemonte. Ciao. Piemonte. Mamma mia. Uno spettacolo. Si vede lì il campeggio. No, la parte del ponte. È così, Gran Paradiso. La cima più grande della zona l'abbiamo fatta. Zac. Bella, Serracchi ne vai, Prete Nord, solo ghiacciai, che figo, nuovi mondi, nuovi mondi, eccoci qua, un po' di arietta, e adesso devo percorrere sta stradina, dovrei sempre rimanere in quota con saliscendi morbidi a 2005, che adesso sono appena sotto 2005, e arrivare ai 2 rifugi, poi vediamo se mi faccio pausetta, e poi è tutta discesa per uscire da Val d'Aosta per entrare in Piemonte. E poi mi sa che devo andare a sganciare il missile. Bene,
Anche qua la stradina continua. Bello bello. Oggi un sacco di ciaccole, ma del resto con sta bomba, boom. Spettacolo! Dai che si vola, 76esimo giorno. Bam, 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 bam. Ciao Grampa, come dicono i milanesi. Mamma mia che spettacolo, troppo figo. Mamma mia quel ghiacciaio lì, il ghiacciaio Gran Paradiso. Così, andiamo. Rimarrei qua settimana a guardarlo, troppo figo. Poi c'ho ancora il sorriso fino alle orecchie. Mamma mia che bello, che bello, che bello. Indescrivibile. Indescrivibile descrivere le emozioni. Spettacolo. Qua sotto c'ho le mucchette. Mucchiette. Mu, mu, mu. È così. Bella per il Grampa. Fa straridere. Boh, terribile anche da sentire. Gran Paradiso. Cazzo. Bomba. Bomba, bomba, bomba. Adesso dai, facciamo sta stradina. Che finora abbiamo fatto solo 5 km, la solitella è stata tosta. Adesso andiamo, dai. Continuiamo il mio viaggio. Andiamo verso Ventimiglia. Bello lui. Eccoci qua. Di là è Val d'Aosta. E qua è Piemonte. Spettacolo. Adesso si scende. Fatto il passo. Che bomba. Le placche inclinate qua sono una bomba. Aia. Così. Adesso torniamo in Piemonte. Val d'Aosta finita. Ciao Val d'Aosta. È stato bellissimo. Ciao. Ciao. Super glaciale. Spettacolo.